Era nell'aria, adesso è ufficiale, Marco Zambuto candidato alle elezioni europee. Quali orizzonti si aprono di fronte al sindaco di Agrigento? Per quanto mi riguarda, un impegno a svolgere nel migliore dei modi una funzione nell'interesse del territorio per rendere più vicini il territorio, la Sicilia, la nostra città con le istituzioni nelle quali si governa, nelle quali si determinano le scelte strategiche, le scelte politiche e soprattutto i finanziamenti. Dal punto di vista politico la sua candidatura assume un ruolo importante perché lei rappresenta Renzi nel collegio Sicilia-Sardegna, quindi il Presidente del Consiglio davvero si gioca anche la sua credibilità, si gioca parte del suo peso politico. Ma abbiamo avuto proprio ieri un ulteriore incontro, diciamo, con tutta l'area Renzi in Sicilia, tanti amici di tutte le province con i quali in questo ultimo anno, ecco, abbiamo avuto modo di fare una grande battaglia per il rinnovamento della politica, ma soprattutto per riuscire ad avvicinare la politica veramente ai cittadini. E sono contento del fatto che questa volontà ecco, di impegno politico, di passione emerga e sia emersa all'unanimità. Se dovesse essere eletto al Parlamento europeo, lascerà subito la carica di sindaco oppure andrà avanti per un annetto, quello consentito per legge? Io cercherò per tutto il tempo che sarà possibile di mantenere strettissimo il rapporto con la città in modo tale da poter rendere al meglio e poter ecco, dare tutte quelle risposte possibili e immediate alla città, che è una città che merita tantissimo. Quando lascerà la carica di sindaco, la lascerà con rammarico oppure come una sorta di liberazione? No, assolutamente. Il mio rapporto con la città rimane immutato e rimarrà sempre immutato. L'ho sempre vissuta alla stessa maniera, qualunque ruolo avessi ricoperto, sempre con grande semplicità e sempre con grande umiltà e sempre con grande amore. Quindi, al di là dei titoli, delle funzioni, rimane sempre un rapporto di figlio di questa città e di questa terra. Appena una settimana fa l'incarico di presidente dell'Assemblea regionale del PD, oggi siamo con il timbro dell'ufficialità tutto nel giro di una settimana. Ecco, come sta vivendo questo momento, Sindaco? No, ma con grandissima serenità, con la serenità che deriva dall'impegno di ogni giorno, svolto in città,